Mister, in settimana era stato assicurato che ci sarebbero state delle novità sul mercato e in effetti è arrivato Cappelletti oggi, ma ci sono anche Germinale e Mandorlini che rimarranno qualche giorno in attesa di novità sul fronte contrattuale. Il mosaico continua a comporsi. Sì, come ci eravamo detti qualche giorno fa, mancavano un giocatore dietro con Cappelletti. Credo che abbiamo completato per quanto riguarda il reparto arretrato. In mezzo al campo c'è Mandorlini, insomma, che a breve penso sarà definita anche un po' la sua situazione. E abbiamo anche Germinale da verificare un po' la situazione a livello fisico dopo il grave infortunio, però in questo momento sono aggregati, sono con noi e vediamo col passare dei giorni se le cose vanno in un certo modo non dovrebbero esserci grossi problemi. Germinale è un giocatore che conosci bene, l'ho allenato anche in passato, è un tra virgolette usato sicuro, uno di quei giocatori che di solito raramente tradiscono. Sì, ma al di là che sia un ottimo ragazzo come gli altri, perché è dall'inizio quando sono venuto a Padova, anche parlando col direttore, che abbiamo la stessa idea, l'importante è prendere giocatori sani a livello non solo fisico ma anche a livello mentale, che siano disponibili al lavoro, che non vadano a creare turbative all'interno di un gruppo che in queste settimane sta lavorando bene, è coeso. Queste sono situazioni importanti. Domenico ha caratteristiche sicuramente diverse rispetto agli attaccanti che abbiamo in questo momento, quindi ci mancava un po' quella caratteristica. Vedremo se col passare, ripeto, dei giorni Domenico sia in condizione, se non ci sono ulteriori problemi. È un giocatore che sicuramente ci può dare una mano per le caratteristiche che ha. L'ultima domanda sull'attacco, si parla tanto di Francesco Tavano, ieri il direttore ha ammesso questa trattativa, sarebbe un giocatore che nonostante l'età sicuramente potrebbe fare molto comodo al Padova, cosa ne pensi? Sì, Tavano è un profilo che interessa, insomma. Io parlo, ripeto, anche quest'anno col direttore, con la società, non mi esprimo molto sui nomi. Io posso esprimere sulle caratteristiche, secondo me, di cui, per le mie idee, di cui ho più bisogno. Poi se sia Tavano o sia un altro giocatore, un'altra caratteristica, anche quella è importante. Dobbiamo cercare di completare con le caratteristiche, perché non dobbiamo dimenticarci che abbiamo due attaccanti forti che l'anno scorso hanno fatto molto bene. Chi viene deve venire noi le idee chiare, le abbiamo, le comunichiamo e poi se la giocano come è giusto che sia in tutti i reparti. Domani c'è un test amichevole contro il Campo d'Arsco, che è l'ultimo che fate qui in altura. Si può fare un bilancio di questo ritiro, come sono andate le cose e che cosa ci si può aspettare da domani, da questa partita? Sì, fino adesso, ripeto, la squadra ha lavorato bene, si è comportata bene, nel senso che è sempre stata molto attenta. Domani è un'ulteriore riprova, perché andiamo a affrontare una squadra organizzata, una squadra comunque di una categoria sotto la nostra. Noi siamo a fine ritiro e tante volte quando le squadre sono a fine ritiro hanno delle difficoltà maggiori, perché i carichi di lavoro sono alti, ma anche a livello mentale magari sei un po' stacchi un attimino. Ecco, questa è una prova importante e voglio che la squadra sia attenta fino all'ultimo minuto, e cercherò tra oggi e domani, anche se io ho già detto che è una gara che dobbiamo affrontare, ripeto, il risultato in questo momento conta poco, ma con lo stesso spirito, la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato la Lazio e la partita precedente. L'ultima cosa, domenica 31 è già ora di partite ufficiali e c'è stato questo sorteggio di Coppa Italia contro il Seregno e sarà un po' il primo banco di prova reale di questo precampionato. Certo, è la prima gara ufficiale, sono gare all'inizio comunque sempre molto particolari, ma è normale che dobbiamo cercare di passare il turno, è inutile nasconderlo, però puoi avere sempre tanti imprevisti in queste partite, conosciamo poco l'avversario, conosciamo poco i giocatori, però ci serve
oltre per la gara, ci serve per poter andare a fare un'ulteriore gara dopo importante. In questo momento giocare ti dà l'opportunità di crescere sotto l'aspetto fisico, tecnico e tattico, quindi è importante iniziare da martedì quando rientreremo a preparare la gara con molta attenzione. Bollettino medico, come stanno i giocatori? C'è qualcuno che magari salterà la partita domani o sono tutti a disposizione? No, a oggi no, c'è stato qualche acciacco da lavoro, però problematiche non ne abbiamo, quindi domani se dobbiamo fare l'allenamento oggi pomeriggio un po' pesante, domani mattina un po' meno, quindi a oggi siamo tutti disponibili.